Facciamo anche più gruppi, non è detto che deve essere un cerchio unico, ma molti gruppi anche all'interno. Quindi dai, che rimurvire Uliana ballande, forza! Ti lasciamo. Sì, prova. Adesso c'è il mio telefonino, Vamos a bailar noi, ballade, ballade voi.
Grazie a tutti. Questo è il gruppo folk San Giovanni Battista di Barisardo.
parte adesso il secondo ballo con il gruppo folk San Giovanni Battista di Barisardo. Io ripeto sempre il nome perché qui c'è un ricambio di persone, quindi gente che arriva e gente che va via, quindi la gente che sta passeggiando capisce almeno chi si sta esibendo. Gruppo folk di Barisardo, ancora un altro ballo su Capitanesu.
ringraziamento, ma il vostro presidente mi ha fregato, me l'ha dato subito. Intanto dico che siamo contenti, orgogliosi di oggi di essere presenti in questa piazza, perché ci siamo stati, forse non ci siamo mai stati in questa zona. Per noi oggi è un grande onore. Ringrazio, non so...
Folk San Giovanni Battista di Barisardo, grazie. Un saluto dall'Ogliastra a tutta la popolazione di Oliene e a tutti i turisti che sono venuti qua. Un motivo in più per tornare a Oliene il prossimo anno per vedere anche questa bellissima rassegna. Grazie anche a Matteo Bucaria e a Eugenio Cabras.
ballo per il gruppo folk Beata Vergine del Rimedio su Passo Serio. Grazie al gruppo folk Beata Vergine del Rimedio, grazie al nostro amico Gianmario Mugoni, salutano ballando e danzando.
Grazie, grazie anche a Giannuario. Adesso è il turno del gruppo folk Santa Maria Bambina di Nulle, poi ci sarà a chiudere il gruppo folk Patermoros di Oliena e poi tanti balli sardi, quindi se volete scendere qua, a muovere un po' le gambe, a danzare e a ballare insieme a noi, avremo qualche ora fino alle ore 21.
Grazie al gruppo folk Santa Maria Bambina di Nulle, grazie anche a Bastiano Palla e grazie anche alla voce femminile di Chiara Dettori. Ci salutano anche loro danzando. Grazie a Terosano Romenzius. Grazie, qua si avvicinano anche gli amici a salutare, quindi tocca a accudire a tutti. I padroni di casa, gruppo folk Matamoros di Oliena, grazie ancora alla Lai e a Angela per aver organizzato questo evento, un incontro regionale. Questo è un regalo che l'amministrazione comunale insieme all'organizzazione del gruppo folk Matamoros regala a tutti quelli che sono venuti a vedere le Cortes di Oliena, quindi non chiamiamola rassegna, non chiamiamola esibizione, ma semplicemente un incontro tra gruppi per ringraziare voi che siete venuti qua stasera a vedere questa bellissima manifestazione di Cortes Apertas. Gruppo folk Matamoros, 2 balli per loro e poi, come vi dicevo, tanti balli per la piazza, quindi potete scendere a ballare se c'è qualche suonatore di organetto che non abbiamo visto perché tanto li conosciamo tutti, ma più o meno si può avvicinare anche qua, qualcuno che vuole cantare insieme a noi, quindi ha voglia. E per quello ricordo, come mi ha ricordato Fabrizio adesso, che se volete acquistare il CD degli Etnias lo trovate qui al Mixer. Gruppo folk Matamoros, Sunugoresu e Sarcio Antico.
Grazie al gruppo folk Matos Moros di Oliena. Ancora l'ultimo ballo, forse il più tradizionale. Dopo su Durdurino, dice Lallai. Arcio antico.
per questi ragazzi, sono veramente bravi. Mi metto qua in mezzo a voi. Noi vi ringraziamo, non vi sto mandando via, anzi vi invito a scendere qua in piazza a ballare insieme a noi. È stato un piacere aver presentato anche quest'anno questo incontro di gruppi regionali e soprattutto di veder crescere ancora i ragazzi di Olena, quindi speriamo negli anni di vederli crescere sempre insieme, perché l'associazione folcloristica è quella che accompagna veramente e porta avanti le tradizioni e soprattutto non lasciano i ragazzi per strada. Grazie a tutti.